Sarà presentata domani, domenica, alle ore 16:30 la nuova squadra dell'Akragas al completo presso lo Stadio Esseneto di Agrigento, alla presenza di tutto lo staff e del presidente Giovanni Castronovo. A seguire un triangolare di calcio. La squadra di Corrado Mutolo sfiderà infatti il Sant'Agata del girone B di eccellenza e lo Sciacca, neopromosso in promozione. Il triangolare è dedicato alla memoria dell'ex dirigente dell'Akragas, Giovanni Alessi, morto tragicamente nell'ottobre del 2013. All'Esseneto saranno presenti i familiari di Giovanni Alessi. Ad aprire il Memorial Giovanni Alessi alle 17 saranno Akragas e Sant'Agata. A seguire gli incontri, ciascuna gara avrà un tempo di gioco della durata di 45 minuti. Intanto è arrivata la notizia ufficiale della nascita della S Akragas 2018, comunicata direttamente dalla federazione, l'autorizzazione ufficiale del cambio di denominazione da Olimpica Akragas ad Akragas 2018. La FIGC ha concesso il cambio di denominazione sociale della società del presidente Giovanni Castronovo, che ha dichiarato: ringrazio di cuore il presidente della Lega Nazionale Dilettanti della Sicilia, Santino Lopresti, per l'impegno e l'interessamento verso i vertici della FIGC. Era importante per noi, continua Castronovo, e per i tifosi che la squadra ritornasse a chiamarsi solamente col nome di Akragas.